Al via i cavalli della terza corsa, confronto per soggetti di 3 anni sulla distanza del miglio, in 7 dietro l'autostart, lo schieramento. 1 Giselle Horse, 2 Julien Trio, 3 Guernica LJ, 4 Granada SLM, 5 Skralsan, 6 Guisarda ASM, seconda linea 7 Grillo Jet. Pronostico che vede Granada SLM nettamente favorita, numero 4 Vincenzo Luongo in sediolo. Giselle Horse la prima alternativa, macchina che lascia andare i concorrenti con la velocità iniziale di Guernica LJ che prova a superare Giselle Horse, che però si difende lungo la corda, rientra l'avversaria, la costringe al largo, insiste però Guernica LJ, ma Giselle rientra completamente e così dopo i primi 200 in 14,1 Guernica deve sistemarsi in seconda posizione avanti a Grillo Jet. All'esterno invece c'è Granada SLM che presto va a premere dopo 400 metri di gara. Granada SLM va su Giselle Horse che non si oppone, lascia sfilare Granada che dopo 500 metri è dunque la nuova leader e completa i 600 iniziali in 44,5. Davanti alle tribune Granada SLM guida su Giselle Horse e Guernica LJ. All'esterno c'è invece Skralsan che si impegna tallonato da Julien Trio. In coda chiude Guisarda ASM che segue direttamente Grillo Jet. 59,6 passaggio agli 800, la favorita al comando Granada SLM. All'esterno si impegna sempre Skralsan. Alla corda c'è Giselle Horse, il chilometro in 1,14,8 lungo la corda. In terza posizione sempre il numero 3 Guernica LJ. 6 Guisarda SM squalificato. Tanto dalla coda cerca di muovere Grillo Jet quando siamo a 400 dalla conclusione. Bel volo di Grillo Jet che si proietta sui primi. Arriva a ridosso di Giselle Horse, punta dritto su Granada SLM. Ha spostato anche Guernica LJ, intanto sta passando in vantaggio Grillo Jet che a 100 dalla conclusione è in netto vantaggio e deve soltanto guardarsi da Guernica LJ che finisce seconda. Bel primo piano per Grillo Jet, mentre per il terzo probabilmente ancora Granada SLM a ragione di Giselle Horse. 1,14,6, 31 a chiudere. La vittoria per Grillo Jet e Andrea Farolfi. Il training è quello di Andrea Sarzetto per conto della signora Samantha e Giulia, della scuderia Samantha e Giulia. Rivediamo le battute finali. Grillo Jet al primo piano, al secondo posto è Guernica LJ, mentre soltanto terza. Rivediamo con le immagini conclusive che confermano il terzo posto di Granada SLM nei confronti di Giselle Horse.